A Pra, nella Villa Podestà, dal 2006 ha sede il Parco del Basilico, un'idea della provincia di Genova coordinata dalla società CART. L'obiettivo è valorizzare la produzione agricola, promuovere il territorio e le attività commerciali connesse. In questi anni, grazie a vari finanziamenti, sono stati investiti 3 milioni e mezzo che hanno consentito lavori di miglioria a varie aziende agricole ed un ammodernamento della filiera produttiva. L'Unione Europea, tramite la Regione Liguria, con il Fondo Agricolo, investe nelle zone rurali per il loro sviluppo. Definire rurale la zona di Pra ad un primo esame pare azzardato. Infatti, qui serre e coltivazioni sono a stretto contatto con le case in una realtà urbanizzata, ma qui si fa agricoltura e di qualità, seppure con piccoli numeri e grandi difficoltà. Una grande opportunità è costituita da una ricerca finanziata da una misura del piano di sviluppo rurale sull'innovazione di processo e i miglioramenti nelle modalità di produzione del basilico. Questa ricerca dovrebbe avere un impatto sulle diverse livelli dimensionali delle aziende e sul loro rapporto con il mercato, anche qualificandone il rapporto con i prodotti che vengono utilizzati, con le modalità produttive, eccetera. Un mercato che si fa sempre più esigente e richiede prodotti di qualità, soprattutto verso un articolo come il pesto, che a Genova viene confezionato anche nella cucina di casa con ricette variegate che spesso non rispettano il protocollo fissato dalla DOP e con l'utilizzo di ingredienti personalizzati. Allora, i finanziamenti europei hanno proprio l'obiettivo di offrire alle aziende la possibilità di migliorare su tematiche specifiche, come ci spiega la responsabile tecnica del Parco del Basilico. I temi affrontati dal progetto della 124 sono sostanzialmente 5. 1. La difesa fitosanitaria, ovvero cercare un'innovazione sulla tutela del prodotto. 2. Concimazione e irrigazione, per cercare di limitare il problema della salinizzazione, molto dannoso sulla coltura del basilico. 3. Raccolta, post-raccolta, conservazione e resa, quindi cercare di fare uno studio per capire quali sono le condizioni migliori di raccolta e i tempi migliori per garantire maggiore durata del prodotto raccolto. Il quarto è il packaging, principalmente si farà uno studio sui materiali biodegradabili per garantire comunque una migliore conservazione del prodotto e dare più visibilità allo stesso. E il quinto punto è la rintracciabilità, ovvero riuscire a risalire più facilmente all'azienda produttrice, al lotto dove viene raccolto questo prodotto da valorizzare. Parlare di packaging per i mazzetti di basilico che siamo abituati a vedere dal Besagnino fasciati nella carta di giornale può sembrare azzardato. Ma il futuro è questo, per meglio differenziare la pianticella colta a mano da quella industriale, che viene sfalciata dai bancali anziché raccolta a terra. Ma l'uso intensivo delle serre obbliga ad utilizzare fitofarmaci che sostituiscono un processo storico come la solarizzazione della terra, ovvero fare riposare il terreno che si rigenera grazie ai raggi solari. Non basta certo la sterilizzazione a caldo con il vapore, che raggiunge una profondità di pochi centimetri e rischia di cuocere anche agenti benefici come, caso classico, i lombrichi. Il basilico ligure conserva però caratteristiche del tutto peculiari che permettono di dare valore aggiunto al prodotto finale. Con il basilico genovese DOP ormai si produce il pesto in grande quantità, il pesto è uno dei prodotti, una delle salse più importanti a livello nazionale, a livello mondiale.
Perché il basilico genovese DOP è diverso dalle altre tipologie di basilico che possiamo trovare sul mercato? Perché fondamentalmente, andando da Sanremo a Sarzana, troviamo delle caratteristiche legate al terreno, all'arte della produzione del basilico, alle caratteristiche ambientali e al fatto stesso che le aziende agricole sporgono sul mare, quindi il prodotto basilico guarda sempre durante la propria crescita il mare. Questo ambiente, queste caratteristiche aumentano il contenuto in alcuni terpenoli, in alcune sostanze, in modo particolare una, si chiama trans-alfa bergamottene, che dà una caratteristica di particolare rotondità e profumo al basilico. Altre caratteristiche del basilico che si coltiva a Pra, ma anche nelle altre aree della Liguria, sono senz'altro la ricchezza in vitamina C, la ricchezza in fibre, la ricchezza in acqua, quindi un prodotto assolutamente interessante dal punto di vista organolettico e produttivo. Per il nostro basilico si fa tutto il possibile e le iniziative del parco vanno in questo senso. Se noi guardiamo allo sviluppo del progetto del Parco del Basilico, possiamo vedere 3 periodi e un periodo in prospettiva. Il primo periodo è il periodo che ha visto un'attività soprattutto di pianificazione da parte della provincia, che guardava alla trasformazione di questo territorio. Un secondo periodo che è dall'avvio delle attività in questa sede, è un periodo caratterizzato dal tentativo di dare coesione alle attività delle aziende e di strutturarne l'attività in un senso consortile. Un terzo periodo legato al PSR, cioè al fatto che il parco diventa un progetto integrato nell'ambito del PSR e che si riescono a movimentare una notevole massa di investimenti che viene rivolta allo sviluppo dell'agricoltura locale, non soltanto basilico. E la storia continua.